Amici sportivi, il più cordiale buonasera. Siamo qui con Carlo Pavoni, classe 98, difensore del Villafranca Veronese, che oggi conosceremo meglio la sua storia. Ciao Germano, ciao a tutti. A quanti anni hai iniziato a tirare i primi calci? I primi calci ho iniziato a tirarli quando mi trovavo alle elementari e dopodiché ho proseguito fino ad adesso. Dove sei cresciuto come settore giovanile? Come settore giovanile sono cresciuto nella squadra del mio paese e nel Pescantina San Lorenzo, dopodiché ho proseguito e sono andato a Castelnuovo Sandrà e infine sono venuto a Villafranca a fare l'anno di allievi e regionali e dopodiché juniores nazionali. Quando hai fatto il tuo debutto in prima squadra? Il mio debutto in prima squadra l'ho fatto l'anno scorso in promozione con l'Olimpico d'Ossobuono. 3 motivi per cui consiglieresti a un amico di venire a giocare a Villafranca? Tra i principali motivi per cui consiglierei ad un amico di venire a giocare a Villafranca sono per il grande campo che abbiamo a disposizione per le partite, dopodiché perché la società non fa mancare nulla a nessun giocatore e infine per il grande staff che abbiamo a disposizione. Chi è nel gruppo il compagno più simpatico? Il compagno più simpatico nel gruppo sono principalmente 2 che mi vengono in mente, ma comunque tutta la squadra, che sono i miei 2 compagni di seduta, che sono Fornari e Menolli. Una partita che vorresti rigiocare e perché? Una partita che vorrei rigiocare è quella dell'anno scorso, finale di play-out contro la Montebaldina, tra Dossobuono e Montebaldina, in quale abbiamo perso 4-3. E mi piacerebbe rigiocarla per poterci salvare e rimanere in categoria. Il tuo colpo migliore e quello che invece vorresti migliorare? Colpo migliore diciamo che è il tiro, mentre quello che vorrei migliorare da difensore è un po' sulla lettura. Un tuo idolo come calciatore? Un idolo come calciatore, per un grande giocatore che mi piace è Neymar, però come difensore mi piace molto Bonucci. Un tuo sogno sportivo nel cassetto? Sogno sportivo nel cassetto, come fin da bambino tutti sognano di diventare calciatori, però uno molto reale è quello di poter far bene con la squadra e di raggiungere grandi obiettivi. Come reagisci quando non giochi da titolare? Quando non gioco da non titolare mi faccio alcune domande sul motivo per cui non sono stato messo in campo e non me la prendo perché è un motivo in più per dare di più in allenamento e far capire al mister che posso giocare anch'io. Puoi fare un regalo ad un compagno di squadra, cosa gli regali e a chi? Un regalo ad un compagno di squadra è il 3D Reactor a Menolli. Un gol che immagini di segnare? Un gol che immagino di segnare è un gol fondamentale per la stagione sportiva di quest'anno con il Villafranca. Vinci un viaggio, questa volta chi porti e dove lo porti? Vinco un viaggio, vorrei portarti la squadra, però se si può portare solo una persona porterei Fornari a Formentera. Un messaggio per i compagni di squadra che ti stanno guardando? Un messaggio ai miei compagni di squadra è quello di non mollare mai, continuare così che siamo sulla strada giusta e che ci toglieremo tanti obiettivi. E ricordo agli sportivi di seguire tutti i servizi sul nostro sito internet www.villafranca.com e mettere mi piace sulla pagina Facebook ASD Villafranca Veronese e vi aspetto allo stadio a tifare